Buonasera, benvenuti a una nuova puntata dell'Analisi. Dopo la fumata bianca da Piazza San Pietro abbiamo avuto anche quella da Villa Devoto. Concedeteci questo paragone, insomma, forse inopportuno. Ma a fare notizia non è tanto la composizione della Giunta regionale quanto le iniziative che oggi il Presidente della Regione Cappellacci ha messo sul tavolo per cercare di dare un indirizzo a questo fine di legislatura. Sarà un anno con una serie di tappe in qualche modo rivoluzionarie, ma per parlarne insieme abbiamo oggi ospite il sindaco di Olbia Gianni Giovannelli. Buonasera. Buonasera. Cominciamo dal patto di stabilità, che è la cosa che vi tocca più da vicino. Cappellacci ha annunciato oggi che il primo articolo della finanziaria, attesa a brevissimo, sarà la revisione unilaterale del patto di stabilità. È un'azione di rottura con il governo centrale che a questo punto si trova di fronte a una vera e propria sfida. Lei ci crede? Io, se l'avessi saputo, o meglio, si può fare. Se l'avessi saputo l'altro ieri l'avrei proposto ai cardinali in conclave, perché per noi amministratori il patto di stabilità in tutta Italia rappresenta oggi come oggi veramente un dramma, ma di riflesso è un dramma per tutti i nostri concittadini. Io applaudo la richiesta alla iniziativa di Cappellacci, perché è un'iniziativa coraggiosa che comporterà, se va avanti nei termini che lui ha spiegato, porterà certamente a un conflitto tra Regione Sardegna e Stato centrale e servirà sicuramente da stimolo per affrontare in maniera decisa la questione purtroppo drammatica del patto di stabilità. Poi magari con le prossime domande magari tecnicamente potremmo anche fare un accenno a certi una domanda benefici. Che viene spontanea: se lo fa la Regione lo possono fare anche i comuni, allora, o no? Non è Beh, non è così. così, purtroppo noi rispondiamo al patto di stabilità nazionale e di conseguenza già questo è un vincolo, ancorché la Sardegna, come tutti sappiamo, è una regione a statuto speciale. La Regione Sarda interviene con un proprio patto di stabilità, migliorando, e cioè consentendo ai comuni, diciamo, ogni anno alcune piccole risorse che possono andare a migliorare la situazione, per cui a poter spendere, farci spendere un po' più di soldini. Però è ovvio che bisogna vedere il contenuto di questo articolo che il Presidente Cappellacci vuole introdurre nella finanziaria della prossima settimana, per capire in quale modo lui vuole confrontarsi con le amministrazioni locali e con lo Stato centrale. Cioè, voglio dire, se il Presidente Cappellacci dicesse la Regione si fa carico delle somme dei patto di stabilità che oggi ingolfano, ingessano i comuni, e se ne fa carico la Regione, perché la Regione ha la capacità di poter affrontare questo sacrificio, e allora libererebbero un sacco di risorse agli enti locali, noi potremmo attivare decine e decine di cantieri e mettere in circolazione il tesoro economico, finanziario che il Comune ha nelle casse. Ma siccome risulta che anche la Regione è a rischio di sforamento del patto di stabilità, per cui il problema, come interessa i comuni, interessa anche la Regione, per cui la Regione non può farsi carico, secondo il mio punto di vista, del patto di stabilità dei comuni senza negoziare o rivedere drasticamente il proprio patto di stabilità nei rapporti con lo Stato. Da qui il conflitto diciamo, tra Regione e Stato centrale. Ci mettiamo un bel punto interrogativo, però, perché finché non vediamo questo articolo 1 della finanziaria sarà difficile, anche perché, insomma, diciamoci la verità, questa mossa ha sorpreso un po' tutti. Ce ne sono delle altre. Via Equitalia dalla Sardegna, Cappellacci annuncia sarà istituita l'Agenzia delle Entrate Sarde. Che ne pensa? Pienamente d'accordo per quanto riguarda la mia persona, ovviamente, per quanto possa rappresentare. Io sono assolutamente critico nei confronti del sistema Equitalia. Ovviamente Equitalia, c'è da dire, risponde anche a delle leggi
a delle tassazioni che sono state comunque stabilite per legge e di conseguenza in altre circostanze mi è capitato di dire che è inutile prendersela con i funzionari Certo, di Equitalia, di Equitalia o andare a mettere le bombe o fare atti vandalici nei confronti di Equitalia. Però sono assolutamente d'accordo che Equitalia vada via e che venga sostituita con un'agenzia delle entrate che sia sarda. Allora, i tagli alla spesa pubblica, via le 8 province tutte. Dimezzamento delle ASL che diventano 4, così come i consorzi industriali, le agenzie dell'agricoltura passano da 3 a 1, abolizione dei CDA degli enti. Su ASL e province, che dice il consorzio industriale? Sulle province sono assolutamente d'accordo alla soppressione di 8 province sarde. Sono contrario alla soppressione delle 4 nuove province perché riterrei assolutamente ingiusto e un passo indietro inaccettabile che rimanessero le 4 province cosiddette storiche. Cioè tutte e 8 va bene, solo le 4 nuove no? Tutte 8, per capire meglio il suo pensiero. Tutte 8 va bene, se rimanessero le 4 storiche non andrebbe bene, se si volessero fare 4 province nuove dove tutto dovrebbe essere messo in discussione, però in termini di accorpamento, capoluogo, territori e quant'altro, allora se ne potrebbe discutere. Ma francamente sono del parere che 8 province della Sardegna possano essere tutte e 8 cancellate e allora daremo anche un segnale, secondo me, importante e assolutamente condiviso con lo spirito referendario. Aziende sanitarie locali, rischia a questo punto Olbia sicuramente. Rischia Olbia e questo mi preoccupa perché siamo stati abituati alle logiche, purtroppo abbiamo vissuto le logiche cagliaritane e sassaresi e non voglio riferirmi ovviamente polemicamente ai territori, ma a una classe politica che ha sempre privilegiato, visto come asse soprattutto della sanità, concentrato nella casta cagliaritana e in quella sassarese. Io credo che il mantenimento dell'ASL della Gallura lo ritengo assolutamente necessario proprio tra l'altro per l'importanza che ha la Gallura, che hanno i presidi sanitari che sono presenti qui in Gallura e per le prospettive che la Gallura rappresenta per tutto il territorio sardo, per cui sono assolutamente contrario che si ipotizzi anche l'eliminazione della ASL numero 2. E del CIPNES in brevissimo? Consorzio industriale, anche quello? No, io sono del parere che il consorzio industriale possa anche rimanere, ovviamente con un'articolazione diversa, con una gestione soprattutto diversa, perché insomma, sappiamo bene come è l'architettura gestionale del CIPNES di Olbia e non la trovo assolutamente rispondente a quelle che sono le esigenze del territorio e anche le funzioni che nel territorio svolgono le comunità rappresentate. Cappellacci ha anche parlato di zona franca, c'è una grande mobilitazione dal basso su questo argomento, ha detto il Presidente faremo una consultazione online per sentire che cosa ne pensano i sardi, lei come la vede? Ma io francamente sul fatto della consultazione online rimango un po' perplesso, l'ho appreso per la verità poco tempo fa di questa eventuale richiesta o ipotesi di consultazione online. Io vedo nella zona franca, sulla questione della zona franca vedo molta confusione. L'amministrazione comunale di Olbia, il consiglio comunale presieduto da Vanni Sanna, io stesso e con Vanni siamo stati più volte a Cagliari e siamo stati da stimolo anche dialogando con i movimenti, con la dottoressa Randazzo, insomma abbiamo fatto sicuramente la nostra parte, abbiamo deliberato e sosteniamo fortemente tutto il sistema delle zone franche. È una materia però molto complessa e molto articolata e sono anche uno che rispetto alla questione zona franca ci vuole andare con i piedi di piombo perché ritengo che non si debba assolutamente generare false aspettative nei cittadini.
Però è un obiettivo raggiungibile, ci sono le condizioni di legge che ci consentono oggi di invocare i diversi tipi di zona franca, dalla zona franca doganale, dalla zona franca dai punti franchi, dalla zona franca integrale, e credo che il sistema generale della zona franca possa costituire veramente un rilancio del territorio della Sardegna, e rendo merito anche alle associazioni del grande lavoro di sensibilizzazione che stanno portando avanti. Avanti con cautela, insomma. È una partita che va seguita in maniera, devo dire, molto, molto approfondita e molto attenta. Non si deve sparare a zero, diciamo, soluzioni miracolistiche in tempi brevissimi. Anche qui c'è un problema di rapporti con l'Europa, rapporti con lo Stato centrale, insomma ci sono tutta una serie di partite che si aprono con la zona franca, anche quelle relative alle quote, come giustamente viene detto, alle quote di tributi oggi che viene in qualche modo riconosciuta la Sardegna, per cui bisogna fare tutte le valutazioni. E per questo devo dire che ci deve essere una cabina di regia e un approfondimento tecnico piuttosto che rivolgerci alla pancia dei cittadini. Solo quando avremo definito bene il quadro, a quel punto non escludo si potrà chiedere anche un pronunciamento generale alla collettività, però intervenire da subito con il coinvolgimento del cittadino senza spiegare bene la natura della zona franca e le problematiche che comportano vantaggi e svantaggi l'istituzione delle aree franche, delle zone franche integrale, questo mi sembra un'operazione che potrebbe avere un po' di demagogia di troppo. Molto chiaro. Un'altra cosa le volevo chiedere, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Cappellacci ha anche lanciato il Sardex, in qualche modo lo riconosce questo circuito monetario alternativo. Perché? Perché sarà lo strumento attraverso il quale la Regione garantirà una sorta di reddito di comunità alle persone in difficoltà. Tutti i disoccupati giovani, dice Cappellacci, avranno una carta di credito del valore di 500 euro l'anno da utilizzare in questo circuito Sardex. È un po' una sorpresa questo? Sì, è una sorpresa, però anche lì io da sindaco ricevo ogni giorno decine di persone e vedo la povertà e le difficoltà di molti giovani che sono senza lavoro, di molte famiglie dove non c'è il lavoro, dove veramente si vive in grossi problemi di sopravvivenza. Per cui bisogna fare attenzione anche a non generare facili aspettative, perché quando si parla di minimo garantito, di reddito di cittadinanza, sono tutti concetti condivisibili, però poi dobbiamo confrontarci con una regione che invoca la modifica del patto di stabilità perché non ha i soldi per pagare le spese fisse, i comuni che sono costretti a dire ai cittadini che non hanno 5 euro di bonus, non possono dare un voucher di spesa di 5 euro per comprare una scatoletta di medicine. Per cui passare addirittura ad un reddito di cittadinanza, ad un minimo vitale, a introdurre questi elementi, noi abbiamo il problema contingente, cioè io auspico che si faccia subito un governo nazionale, auspico che un governo centrale da domani mattina trovi delle soluzioni immediate per dare delle risposte. La questione del patto di stabilità, e concludo, chiudere, sì. Dico, se noi avessimo la possibilità domani mattina di aprire 15 cantieri per rimettere a posto le scuole della città, daremmo lavoro, diciamo, a 20 famiglie, 30 famiglie di operai nel settore dell'edilizia, metteremo in circolazione milioni di euro che abbiamo già in cassa. Insomma, da parte della Regione. Allora basterebbero, dico, iniziative concrete e soprattutto attuabili domani mattina. Se al Comune di Olbia domani mattina si dice voi potete assumere le 100 persone che avete in meno in organico, noi domani mattina saremo nelle condizioni di poter assumere 100 persone perché abbiamo le risorse pronte per poterlo fare. Se ci bloccano anche la sostituzione di chi è andato in pensione l'altro ieri, è ovvio che abbiamo dei nuovi poveri che busseranno alle nostre porte.
Staremo a vedere. Volevo chiudere con le parole, l'allarme lanciato proprio oggi dal presidente regionale delle ACLI, terzo settore, Ottavio Sanna, che dice questo: la Sardegna è una polveriera, a breve finiranno le risorse per la cassa integrazione e ci troveremo in piazza migliaia di lavoratori che manifesteranno dal nord al sud dell'isola. Ci fermiamo qua. Grazie Gianni Giovannelli per aver partecipato. Grazie a voi. E ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Analisi. Buona serata.